Trascuratezza, baby shaken e poi violenze di vario tipo. Sono numerose le forme di maltrattamento che riguardano i bambini, vere e proprie patologie, a commetterle soprattutto i familiari più prossimi, papà e mamma. A Padova, il centro regionale del bambino maltrattato, nato 24 anni fa, segue 150 nuovi casi ogni 12 mesi con l'azienda ospedaliera che ospita il primo e unico reparto specifico esistente in tutta Italia. Un bambino maltrattato su 3 ha dagli 0 ai 3 anni. La sindrome più diffusa è quella da trascuratezza. La mancanza di stimolazione, di una stimolazione adeguata, veicolata con uno stimolo affettivo, che quindi sono le cure amorevoli, può produrre dei danni cerebrali permanenti, con un'atrofia cerebrale che è documentabile con le indagini di imaging. Cosa accade al cervello di un bambino è chiarissimo in questa risonanza magnetica che riproduce il cervello di un bambino di 1 anno e 7 mesi trascurato dalla nascita con madre sola e fragile, malnutrito, che ha sviluppato un danno cerebrale permanente. Questa risonanza invece riguarda un bambino di poco più di 3 mesi. Nel suo caso la diagnosi è la sindrome da bambino scosso. Anche qui il danno al cervello è irreversibile. Un neonato, ricordano i medici, non va mai scosso. Se vi trovate in una situazione di questo tipo, lasciate il bambino in un luogo sicuro, allontanatevi e distoglietevi dal suono del pianto, perché il pianto è il trigger principale che porta ad agire, per cui accendete la musica, telefonate a qualcuno, accendete il phone e distogliete il trigger del pianto dalla vostra mente, ma mai, mai, mai scuotere un bambino. Il bambino può anche arrivare alla morte. 5 neonati morti per la sindrome da bambino scosso nell'ultimo anno, ma sono in aumento anche i casi di bambini esposti agli stupefacenti, soprattutto alla cocaina.